pausa. Tiro da fuori area che sfiora il gol del vantaggio. Che prova a girarsi. Il tiro. Altra grande occasione per la TF. Molto attenta però la difesa del Marineo che sventa questa rara occasione per le due squadre. Ecco che arriva una possibilità per il Marineo che può provare il tiro. In tuffo però ci mette una pezza Geraci, però scorre ma rimane in possesso del Marineo che può provare a mettere un interessante pallone in mezzo. Salva Geraci in tuffo. Batte Raineri. Tira i compagni in mezzo. Grande rischio. Non riesce ad allontanare il pallone Geraci. Doveva ripartire. Servito sulla sinistra il numero 10 che prova il tiro. Calibrato troppo centrale, troppo debole. Dà il via al direttore di gara. Pallone che sbatte però. Tentativo di tiro dalla parte del Marineo, murato però da Geraci. Si aspetta il via del direttore di gara per battere il calcio piazzato. Via che arriva in questo momento, pallone scodellato in mezzo che finisce però per diventare un tiro. Allontanato ancora una volta da Geraci. Corner battuto. Grande rischio. Pallone però allontanato ma ancora in mano al TF che può provare e prova il tiro che finisce in rete. Gol per la TF. Sbloccato il risultato. 1-0 a Marineo. Ancora rimessa la testa per il Marineo. Prova a rendersi subito pericoloso in zona d'attacco. Ancora un altro pallone allontanato in tuffo da Geraci. Grande prestazione da parte del portiere della TF. Riprende il match. Pallone scodellato in mezzo. Sfiorato il gol del pari. Ad allontanare il Marineo. Deve lanciare per i compagni in zona avanzata. Non trova nessuno però. Grande occasione per il Marineo. Mancato lo specchio della porta ancora una volta. 66esimo minuto di gioco. Punizione che poi diventa invece a favore dell'ATF. Grande confusione in campo. Grandissima confusione in campo. L'ATF fa il 2-0. Punizione per l'ATF battuta. Attento però Puccio. Allontana con le mani.